un non luogo dell'arte, ovvero gli impianti del Columbus Thermal Pool e del Centro Benessere di Abano Terme, che attraverso l'acqua termale hanno ospitato un'inedita mostra di pittura grazie all'artista padovana Emanuele Colbertaldo, che ha esposto una quarantina di sue opere esclusivamente acquerelli, per aderire all'idea della Presidente della Smile for Onlus a sostegno delle iniziative di solidarietà a beneficio della Fondazione Robert Holman di Padova per aiutare lo sviluppo di bambini con deficit visivo. Un'iniziativa benefica che ha anche avuto l'appoggio del Comune di Abano Terme. Credo che sia molto importante organizzare questi incontri in cui sì, si parla della bellezza, della pittura, ma anche lo sport, l'acqua, i benefici dell'acqua termale sono una cultura. Certamente Abano è un luogo di incontro e di turismo molto importante, quindi sport, cultura e solidarietà credo che sono tre messaggi inscindibili se ci crediamo a un'Italia nuova, a un'Italia che viene fuori dalle difficoltà, a un'Italia che vuole crescere in tutti i campi. Ringrazio la Piscina Columbus, il Presidente Bardelle, il Sindaco, l'amministrazione comunale per averci dato l'opportunità di questa raccolta fondi e ringrazio anche la pittrice Emanuela Colbertaldo che ha messo a disposizione un quadro e delle stampe per il nostro obiettivo di raccolta fondi per il Centro Holman di Padova. Il Centro Holman è una struttura che si occupa di bambini ipovedenti e pluriminorati e noi la seguiamo perché al loro interno hanno una piscina di riabilitazione che è stata chiusa per 2 anni per mancanza di fondi. L'anno scorso con un'altra raccolta fondi siamo riusciti a farla riaprire e quest'anno ci poniamo l'obiettivo di mantenerla perché il costo all'anno di quella vasca di idroterapia è di 20.000 euro l'anno. Quindi adesso avremo una serie di iniziative, una era questa. A presentare l'originale iniziativa c'era Guido Taglia, direttore del Columbus Thermal Pool, assieme al presidente Gianfranco Bardelle, alla presidente della Smile for Onlus Cinzia Rampazzo, all'artista Emanuele Colbertaldo. Con loro c'erano la curatrice della mostra di pittura Livia Gaddi e la direttrice del centro padovano della Fondazione Robert Holman, Paola Caldironi, la cui sede principale si trova in Olanda. Noi siamo i beneficiari di questa iniziativa. La Fondazione si occupa di bambini con disabilità visiva e di fare sostegno e consulenza a loro e ai loro genitori. È un ente privato olandese, non ha scopo di lucro, quindi questo significa che tutte le attività erogate dalla Fondazione sono assolutamente gratuite per i genitori. Oltre ad essere una fonte preziosa per il benessere, soprattutto per il bacino termale di Abano, l'acqua in questo contesto è anche elemento che sta alla base della pittura dell'acquerello, che con la miscela di pigmenti danno corpo a questa forma pittorica molto difficile, ma anche molto apprezzata ed affascinante. Questa mostra è stata organizzata assieme alla Smile per i bambini ipovedenti. Io faccio molte offerte di quadri miei a molte associazioni che adesso non sto qui a elencare perché non è il caso, ma mi fa molto piacere donare i miei quadri per bambini o per persone che non stanno bene, è una cosa che mi fa moltissimo piacere. Una mostra iniziata con un'asta benefica di 150 euro per dare il via in modo concreto all'iniziativa di solidarietà predisposta davanti agli impianti aponensi per contribuire alle finalità dell'iniziativa con lo scopo di dare un futuro a quei bambini meno fortunati di altri che non possono vedere il mondo e tantomeno i colori degli splendidi acquerelli dell'artista esposti nel percorso della piscina termale e del centro benessere, dando avvio a questa corsa benefica a favore dei bambini, ospitati al centro padovano della Fondazione Holman.